Allora, vista l'ora, state certi che non farò il discorso che è rito fare quando si conclude una manifestazione, ma non lo farò perché proprio dalla manifestazione vorrei cominciare per dire che, e non capita di dirlo tutte le volte, abbiamo passato proprio una serata interessante, intensa. Voglio ringraziare Caterina Pes per averla organizzata, il segretario regionale e tutti voi per essere qui. Una bella serata in cui a me è sembrato di vedere, lo dicevo prima a Renato, il PD che sognavo di vedere. E cioè un partito nel quale c'erano persone portatrici di esperienze che le mettevano a frutto in relazione con gli altri, persone che avevano voglia di raccontare ciò che facevano e ciò che pensavano, immaginando che questo potesse entrare in un metabolismo più grande, non violentato dalle appartenenze interne, correntizie, ma dalla bellezza di essere ciascuno con la propria testa parte di una comunità nella quale ci si rispetta, si lavora insieme e insieme si cerca di raggiungere risultati. È stata una bella serata perché abbiamo sentito dei sindaci raccontarci la loro esperienza, bella, importante. Io penso, per averlo fatto questo mestiere, che nulla come il mestiere di sindaco, di amministratore, di presidente di regione eletto direttamente, dia alla politica la sua reale natura, quella bellezza, quel carattere di missione civile al quale Renato ha fatto riferimento alla fine del suo intervento. Chi fa il sindaco deve ascoltare, chi fa il sindaco deve prendere decisioni, chi fa il sindaco deve condividere i dolori e le speranze della propria comunità, chi fa il sindaco deve avere una visione, un progetto, non è solo asfaltare fare il sindaco, è anche trasferire alla propria comunità il senso di un modo di stare insieme. E le testimonianze che abbiamo sentito andavano esattamente in questa direzione. Mi permetto di dire al segretario regionale di guardare la situazione di Orosei, perché non ci può essere nessun posto in Italia in cui il Partito Democratico sta insieme alla destra contro un sindaco che abbia combattuto le battaglie e abbia creduto nei valori che ci sono stati qui stasera raccontati. Ho detto il PD che avrei voluto perché ci sono tanti giovani anche in platea, se posso dire anche perché il video non ha funzionato, che mi ha dato la sensazione che ci sia una tradizione che prosegue nel tempo e attraversa le stagioni. Questo è un segno molto rassicurante, perché mi ha fatto piacere ascoltare pensiero applicato, lo abbiamo sentito sui temi del lavoro, sui temi della specificità sarda, lo abbiamo sentito sulle questioni dei diritti, e perché mi ha fatto veramente molto piacere sentire ciò che ha detto Renato. Faccio solo una parentesi, in qualche misura è colpa mia se Renato Soru ha smesso di essere solamente un imprenditore di successo e ha cominciato la sua vocazione politica. Quando facemmo un congresso dei DS a Torino nel 1999 o nel 2000, io avevo il desiderio che lui parlasse. Non ci conoscevamo, ci davamo del lei. Arrivò questa persona timida e seria, il cui lavoro io avevo visto, perché avevo visto nascere l'esperienza di Tiscali e consideravo, oggi ho avuto la possibilità di andare a visitare il meraviglioso luogo dove Renato e 1000 persone lavorano, un luogo di questa terra, nato in questa terra e che si è proiettato in tutto il paese e fuori dal paese, e gli chiesi di prendere la parola in quella occasione. Poi, siccome tra le persone anche si stabiliscono dei rapporti che vanno al di là dei ruoli, nel corso degli anni si è costruito un rapporto di amicizia, di affetto, di stima, e guardate, abbiamo fatto insieme quella campagna elettorale difficilissima in Sardegna 2 anni fa. L'esito di quella campagna elettorale è stato per la sua vita e per la mia qualcosa di particolarmente importante, eppure io sono contento di essere stato dalla parte di un grande presidente della regione sarda come è stato
Renato Soru e di aver difeso la sua battaglia di innovazione e i contenuti che lui voleva proporre a questa regione. Non dirò tutte le cose che forse dovrei dire legate alla situazione politica, faccio solo una considerazione legata alla situazione che viviamo in queste ore. Dico in queste ore, ma mi fa fatica a pensare al tempo che abbiamo immediatamente dietro le nostre spalle come un tempo nel quale ci siano stati intervalli di serenità. Mi sembra che siamo da molto tempo dentro una specie di gorgo nel quale si succedono con una fretta e una rapidità quasi bulimica notizie una peggiore dell'altra, alimentando una sensazione di frustrazione, di incertezza, di nero che sembra accompagnare l'esistenza nostra, l'esistenza delle generazioni che verranno. Avevamo appena finito di sobbalzare per le immagini che ci arrivavano dal Giappone, quella spaventosa onda che ha travolto una parte consistente di quel paese, che ha fatto 20.000 morti. Avevamo appena smesso di tremare per il destino di quelle centrali nucleari che, e non è finita come abbiamo visto in queste ore, che hanno immesso nell'atmosfera sostanze nocive, che c'è stata la vicenda libica, che era cominciata prima e che si è adesso manifestata nelle forme che tutti noi vediamo in televisione ogni sera. È un mondo disordinato quello nel quale viviamo, è un mondo caratterizzato da un grande caos, è un mondo che ha perso un equilibrio e siccome la storia non si misura a mesi, ma si misura a decenni, farà fatica a trovarne un altro e noi dobbiamo accompagnare questo processo, dobbiamo avere l'intelligenza e la lungimiranza di capire che in qualche misura, come quei contadini che piantavano un albero di cui non avrebbero visto i frutti, noi abbiamo il dovere di prendere oggi le decisioni che sono necessarie per fare in modo che il mondo esca da questo caos e trovi questa nuova armonia che non può non trovare. Vedete, se in tutto il Nord Africa migliaia e migliaia di persone decidono per la prima volta dopo decenni, perché vengono giù dei regimi che sono durati per decenni, quello di Mubarak e quello di Gheddafi, ma altri che ora sono in discussione, Ben Ali. Se questo succede, se c'è questa specie di 68, se volete di 1989 del Nord Africa, questo sì è un fatto positivo. Si dice, ma quale sarà l'esito? Non lo so quale sarà l'esito. Non lo so, so che dipenderà anche da noi, però so che se milioni di persone si mettono in movimento per chiedere più libertà e più diritti, è una buona notizia per tutti noi che alla libertà e ai diritti abbiamo consacrato la nostra esistenza. Se cadono dei regimi autoritari, è una buona notizia. Si dice, va bene, ma questi regimi hanno consentito di comprimere. È il caso di Gheddafi, no? Gheddafi teneva insieme un paese fatto di tribù, sì, lo so. Anche Tito teneva insieme un paese fatto di identità tra di loro diverse. Una volta finita la Jugoslavia si sono organizzati dei paesi che sono partiti dalla loro identità, ma che adesso, per esempio, in larga parte stanno aderendo all'Europa. Non si sa mai quando ci sono dei grandi cambiamenti quale sarà l'esito. Non c'è un cassetto nel quale gli esiti siano scritti. Dipende da te, dipende dalla tua intelligenza, dalla tua capacità. Bush affrontava la vicenda del mondo islamico con l'idea di un mondo unipolare in cui gli Stati Uniti, che non avevano capito che il mondo era cambiato, si proponevano di essere gli arbitri e i gendarmi del mondo. Obama è andato al Cairo e ha fatto un discorso del tutto diverso nei confronti dell'Islam e ho ragione di pensare che se oggi milioni di persone vanno in piazza senza bruciare la bandiera americana e senza inneggiare ad Al-Qaeda, probabilmente è anche il frutto di quel lavoro politico, perché dipende dall'intelligenza, dipende dalla capacità strategica, dipende dall'ispirazione, dipende dalla capacità di riconoscere, come è stato detto in un intervento, che ci siamo noi ma ci sono anche gli altri. Allora, tutti noi siamo molto preoccupati in queste ore perché la crisi libica è naturalmente una crisi sistemica per molti motivi, perché c'è di mezzo l'immigrazione, perché c'è di mezzo il petrolio, perché c'è di mezzo l'Islam. Sicuramente
tutti fattori che, come posso dire, fanno ragionare sullo sviluppo di questa crisi. E tuttavia bisogna partire dal dato che è sul terreno. E sul terreno c'erano i bombardamenti che Gheddafi faceva nei confronti di persone che manifestavano contro di lui, l'artiglieria, l'invasione di città prese dagli insorti e, nelle ultime ore, il fatto che si erano alzati in volo dei MiG libici per bombardare la città di Bengasi, dove c'erano dei cittadini che protestavano contro il regime. Se di fronte a persone che chiedono la libertà e che invocano l'impegno della solidarietà internazionale, di fronte alla Lega Araba che per la prima volta chiede alla comunità internazionale l'applicazione di una no-fly zone, il mondo occidentale fa come aveva fatto fino a 48 ore prima, spallucce, facendo finta di non sentire e lasciando quelle persone morire in quel modo. Poi non ci si può lamentare se in quelle persone, in quell'opinione pubblica, crescono i semi del fondamentalismo e dell'odio nei confronti dell'Occidente. Un Occidente egoista, un Occidente che naturalmente interviene, lo stiamo vedendo in queste ore, è in corso una polemica tra l'Italia e la Francia che è la testimonianza della fragilità dell'Europa e la fragilità della nostra diplomazia, perché ci abbiamo messo troppo e perché ce lo ricordiamo. Berlusconi 20 giorni fa ha detto che lui non telefonava a Gheddafi perché era sicuramente impegnato. Sì, era impegnato a reprimere quelle persone che stavano manifestando. E poi ha alzato il telefono e ha parlato a lungo con lui, quel Gheddafi che è stato salutato in Italia, perché io so bene che ci sono dei dittatori con i quali per realpolitik bisogna discutere, è sempre stato così nella storia ed è successo. Ma una cosa è discutere, una cosa è dimenticarsi che sono dei dittatori. E quando Berlusconi gli ha baciato la mano si è dimenticato che Gheddafi era un dittatore che teneva sotto scacco un intero paese negando diritti civili e di libertà. Allora, in questo momento la maggioranza è spaccata a metà come una mela. La Lega oggi ha fatto un'intervista a un ministro, Calderoli, nel cuore di una crisi nella quale ci sono i nostri soldati che sono in volo con gli aerei. Nel cuore di una crisi di questo tipo la maggioranza di centrodestra si spacca a metà. Calderoli dice è un'impresa neocoloniale, dice di La Russa deve fare il ministro della difesa e non della guerra, usano linguaggi che evocano altri momenti. Insomma, stiamo importando questa crisi anche dentro gli equilibri precari di una politica italiana nella quale, vorrei ricordare per nostra memoria, la stessa Lega solo una settimana fa, occasione il 17 marzo, si era premurata di non venire in Parlamento quando c'era il Presidente della Repubblica e io mi chiedo in quale paese serio possano rimanere al governo quelli che non rispettano la Costituzione sulla quale hanno giurato e sulla quale hanno preso l'impegno di fedeltà.